Verde Nord-Est, Fruit Logistica 2023, siamo nello stand Lusia Espone. Al nostro microfono do il benvenuto a Mosè Davidi da V-Plant. Allora, un'azienda importante la vostra perché si occupa della produzione delle piantine. Sì, la nostra è un'azienda, è un vivaio che è sito a Lusia, nel Polesine, dove abbiamo 3 stabilimenti perché siamo partiti piano piano, poi ogni anno lo spazio era sempre più piccolo e quindi fino ad arrivare a avere l'ultimo vivaio nato, dove è costituito di 20 ettari, tecnologicamente abbastanza avanzato, e facciamo una ottima produzione di piantine, il quale ultimamente ci siamo affacciati anche al mercato estero, che sembrerebbe che ci dia qualche soddisfazione, insomma, ecco. Diciamo che il nostro vivaio è un vivaio innanzitutto puntato sul green, perché siamo tra gli unici, credo, vivai che abbiamo tutto il riscaldamento a pellet o cipato, comunque sempre combustibili alternativi, quindi stiamo sostituendo completamente i combustibili fossili. Abbiamo mezzo megawatt di fotovoltaico più un altri 100 kW di fotovoltaico lo stiamo facendo adesso. Questo serve, ovviamente noi abbiamo un notevole consumo di energia elettrica, abbiamo fatto anche le lampade per allungare il giorno, per avere le piante meno filate, più robuste, più solide, per accorciare il giorno in modo tale che le piante, come si dice, una buona partenza, siamo a metà dell'opera. Motivo per la quale abbiamo fatto queste lampade e cerchiamo di dare un prodotto di alta qualità. Abbiamo la raccolta delle acque piovane, quindi è un vivaio dove abbiamo puntato molto sulla tecnologia, abbiamo investito tanto negli anni passati e in questo momento dove l'energia è andata particolarmente in rialzo stiamo avendo qualche soddisfazione, insomma, ecco, dal punto di vista qualitativo ma anche dal punto di vista produttivo. Grazie a Mosè Davidi da V-Plant e noi proseguiamo il nostro viaggio qui nello stand di Lusia Espone. Buon lavoro. Dopo da V-Plant allo stand Lusia Espone qui a Fruit Logistica 2023 do il benvenuto a Silvia Incao di Incao Seeds. Allora, a me piace sempre ricordare quello che scrivete, il vostro slogan, prima di tutto il seme, Silvia. Perché prima di tutto il seme? Perché riteniamo che il seme sia all'inizio della filiera e che di conseguenza sia appunto l'imprinting, cioè l'inizio di tutto quello che è l'agricoltura. Come sempre nei nostri stand ci sono tutti quanti i rappresentanti della filiera, perché appunto noi iniziamo dal seme finendo appunto dai trasporti e dalla logistica, e quindi riteniamo che questo sia il nostro punto di forza. Noi in primis, in qualche maniera assistiamo il cliente affinché possa scegliere la varietà specifica per ogni specie, la migliore che appunto la produzione in quel momento particolare propone, e quindi consigliamo il cliente che può acquistare il seme da noi oppure andare tramite il vivaio che ha scelto di riferimento. Però già con un piano di quello che è la varietà più importante in quel preciso momento, che può essere appunto di tutte quante le grandi multinazionali, quindi prodotti magari che hanno delle specifiche tecniche, oppure dei prodotti autoctoni come il radicchio che ha creato mio padre e che è il radicchio rosa, o altre varietà nuove che stanno emergendo con la particolarità della costa rossa all'interno della costa bianca di alcuni radicchi particolari rossi. Un momento importante per Incao sono anche le prove in campo, noi ricordiamo quella dei pomodoro perché è un po' quella a cui voi tenete di più. Sì, diciamo di sì, perché il pomodoro è sempre un attrattivo anche per il segmento dell'hobbistica, e anche quello è anche un momento importante per diversi motivi, perché comunque sia il mercato italiano guarda molto al pomodoro, e quindi cercando di fare anche lì selezioni particolari, diverse da quello che è il pomodoro d'industria normale, abbiamo una gamba enorme, credo fossero 200 se non ricordo male l'ultima volta che ci siamo visti, di tipologie di pomodoro diversi che passano dal ciliegino, dal grappolo allungato, cioè quindi il cliente che si rivolge a noi può veramente avere un'ampia gamma di prodotti che in quel specifico momento è il più attrattivo.
Grazie e buon lavoro a Silvia Incao di Incao Seeds. Continuate a seguirci perché il nostro viaggio qui a Lusia Espone prosegue. Elemento portante del settore agroalimentare è la logistica e qui allo stand di Lusia Espone ne parliamo con Massimo Ferrarese di Translusia. Allora, la logistica è forse il terminale subito dopo la produzione e per questo è importante perché bisogna fare arrivare i prodotti alla grande distribuzione e quindi al consumatore freschi. Da quanti anni è attiva la vostra azienda e soprattutto di che cosa vi occupate nello specifico? 30 anni di attività, il 93 è stato l'anno di nascita e quest'anno a ottobre facciamo 30 anni. È esclusivamente ortofrutta. Facciamo Italia, facciamo Germania, Olanda, Belgio, Croazia, Slovenia, le 2 isole, Svizzera e Francia. Abbiamo l'aumento dei costi derivato dall'aumento del gasolio, l'energia elettrica, metano, perché ci siamo aggiornati a livello ecologico, però mancanza di personale, aumento dei mezzi, non calcolando che il settore della logistica è un settore importante, perché se non c'è logistica non c'è vendita e non c'è commercializzazione. Noi abbiamo avuto nel periodo pandemico, quindi 2019, 2020, 2021, un aumento del 9%. Nel 2022 è stato l'anno in cui siamo aumentati di più perché nel periodo pandemico abbiamo investito tantissimo e quindi abbiamo avuto un 12% di aumento. Come sta andando la fiera qui a Berlino? Diciamo questo ritorno alla normalità? Discretamente, non al 100%. Rispetto agli altri anni un po' meno. Allora, stiamo partendo un po' lentamente. Grazie a Massimo Ferrarese di Lusia e andiamo al finale con il direttore del mercato di Lusia, Rossano Fontan. Logistica 2023 degli espositori dello stand Lusia Espone. Allora, direttore Fontan, un modo importante per mettere assieme quello che è il sistema Lusia, dalla produzione alla distribuzione. È proprio vero che insomma uniti si fa la forza. Sì, sicuramente è un'esperienza positiva che ormai portiamo avanti da più di 7 anni, da 7 edizioni più che 7 anni. Ed è una forma di presentare un sistema, una filiera intera. A questo progetto dà anche supporto Camera di Commercio Venezia e Rovigo, il mercato di Lusia, perché crede proprio in queste forme di presentare le aziende, presentare i loro prodotti, presentare i loro servizi. Siamo ripartiti appunto da una pausa e l'auspicio di riprendere quello che erano i ritmi del passato pre-pandemia. La presenza è positiva, abbiamo avuto diverse visite, diversi contatti, abbiamo rivisto i clienti, insomma la sensazione è positiva e sicuramente riprendiamo la nostra presenza. Allora c'è stata anche la visita dell'assessore regionale all'agricoltura Federico Caner. Che cosa vi ha detto e quali sono le istanze che gli avete portato? Ma è stata l'occasione per presentare quello che è il nostro gruppo, le nostre aziende, che sono anche le aziende, le eccellenze del nostro territorio, e quindi assieme si sono affrontate alcune tematiche riguardanti a quello che è il futuro, diciamo, del mondo agricolo, dell'agricoltura, difficoltà nella questione della gestione della manodopera e l'aumento dei costi delle aziende. In maniera positiva ovviamente sono state fatte delle valutazioni e delle riflessioni. È stato importante incontrarlo, insomma, visto che siamo qua, averlo con noi. Grazie a Rossano Fontan, direttore del mercato di Lusia. Dallo stand Lusia Espone a Frutto Logistica 2023 è tutto, continuate a seguirci perché Verde a Nord-Est non termina qui.